Cosa guardate? Il fuoco non è arte illusoria, ma audacia. E se aprite l'uscio di questo scritto, non si accettano rimpianti. Dalla sapienza umana il rogo non si spinge fino a noi, o dallo spirito la soavità, ma della carne la scandalosa inquietudine. Si fermi qui e non legga chi non se la sente. D'amore l'uomo è smanioso, per il fervore della sua anima è un mendico che strepita. Si para la faccia dalle scudisciate spirituali perché è un fanciullo. Ha avuto straziata la purezza perché è un angelo inquieto. Questo è l'uomo, un guscio ombroso. Accendete adesso un candeliere. Entrate in lui e fate silenzio. Sentite come arde qui dentro, tra mani giunte, la voce accesa che dice in un sol soffio le uniche parole eterne che bruciano. Ti amo. Fosti conte Ugolino e dal poeta grande, segregato in torre dei Gualandi, luogo sinistro di inedia e morte, sarcofago per te e i tuoi figli, privo d'ogni dignità, emaciato, come furente bestia dalla bocca bavosa, vagavi per le mura fino allo stremo. Dei tuoi figli udisti il lamento, il contorcersi delle budella, le loro implorazioni. Padre, non colga te la morte, se di nutrir di noi è la tua sorte. Macabro banchetto in divin commedia e nell'infernale canto, più che il dolor poté il digiuno. Demolita fu la casa e sul mortal ricordo sparso fu il sale della vergogna, da cui passo lontan sta ognuno. Detentori di brutalità e di crudele sopruso gridarono: Giudei! Turpe scritta su pareti di case e botteghe per marcare l'appartenenza al popolo di Dio. Cani! Stirpe da estinguere! Fu ancora il loro strepito. Mai si fece docile lo sguardo di fronte agli occhi di un bambino, né si intenerì mai il cuore per le canizie degli anziani, o vi fu rispetto per la donna e riguardo per gli appassionati di un Dio possessivo e fedele. Numeri su braccia smilze formarono il marchio di un nuovo nome. Delle innocenti carni inondarono i mattatoi. Il fuoco li incenerì, il gas li soffocò. Morì per molti il miraggio del domani e della divina stella. Si spense la luce. Fu olocausto dell'uomo. Fu olocausto